Mestre ha ammesso le proprie responsabilità, seppur cercando di ridimensionarle. Il nonno vigile è arrestato lo scorso giovedì con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due bambine di 9 e 11 anni. Nel corso dell'interrogatorio il 72enne ha negato di avere molestato sessualmente altre bambine, oltre alle due già individuate dagli inquirenti. Gli accertamenti intanto continuano. Portogruaro, traffico in tilt questa mattina lungo la A4 in direzione Venezia per un tamponamento che ha coinvolto 3 mezzi pesanti. Nessun ferito, ma i disagi al traffico sono stati considerevoli. L'incidente è avvenuto verso le 8:30 tra il casello di Portogruaro e Sandona di Piave. Uno dei camion, che era senza carico, si è rovesciato e ha occupato l'intera carreggiata. Un altro, che trasportava pollami, ha terminato la corsa sbandando nel campo che costeggia l'autostrada. Il terzo, infine, carico di vestiti, è finito nel fosso vicino. Sul posto pompieri con l'autogru e la polstrada. Nuova operazione antispaccio della Guardia di Finanza di Venezia. A finire nel mirino dei Baschi Verdi sono stati un tunisino e un veneziano originario proprio della laguna. All'interno della loro auto i militari hanno trovato 2 involucri contenenti all'incirca 100 grammi di cocaina. I 2 sono stati arrestati e portati nel carcere di Santa Maria Maggiore. Martellago, un'ottantina di uomini e ben 3 elicotteri hanno operato oggi nella zona di Casera Meluzzo, nel comune di Cimolais, nel Pordenonese, alla ricerca di Adriano Dusa, l'escursionista di 42 anni di Maerne di Martellago, scomparso da una settimana in Val Cimoliana. Di lui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di domenica scorsa, quando era stato visto parcheggiare l'auto nei pressi del rifugio Pordenone. Favaro Veneto. Ruba una bicicletta e un telefonino dal deposito del tram, rompe il finestrino di un'auto per sottrarre gli oggetti presenti all'interno e tenta di darsi alla fuga cercando di colpire con calci e pugni i poliziotti che cercavano di fermarlo. Protagonista della vicenda un 25enne romeno, sorpreso da un addetto alla vigilanza del deposito e posto in arresto dagli agenti della questura.